Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi 18 febbraio. Cominciamo con la rassegna stampa nazionale dando un'occhiata quindi ai quotidiani nazionali. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. L'apertura è dedicata al cosiddetto Board of Peace Gaza, scintille sul ruolo dell'Italia, Meloni e la scelta sul board che è questo organismo voluto da Trump. Opposizione confusa, dice Meloni, la Palestina non era la priorità, manda a dire appunto all'opposizione. Tajani in aula dice: per la pace non c'è alternativa al piano USA, rispettiamo la Costituzione. Il PD attacca il Vaticano invece, che non ha voluto aderire, sottolinea che ci sono criticità. E poi troviamo in prima pagina la Premier, l'attacco contro i magistrati politicizzati, ancora più in basso l'incendio che ha distrutto il teatro Sannazzaro a Napoli, mentre poi c'è l'addio a Jesse Jackson, iniziò la lotta con Martin Luther King, e poi la vicenda che riguarda il bimbo con il cuore inservibile che gli è stato trapiantato. Adesso arriva un nuovo cuore ma con tante perplessità che poi vedremo all'interno. Andiamo adesso a prima pagina di Repubblica, anche qui apertura dedicata al board su Gaza. L'Italia va, ma vedremo anche come, in che veste, ed è duello in aula. E poi la Premier torna all'attacco sul referendum, giudici politicizzati ostacolano sui migranti. In prima pagina poi ci sono i frame estrapolati da un video che ritrae un deputato iraniano che straccia le foto di alcuni leader europei, tra cui appunto il nostro presidente Mattarella. Andiamo a vedere adesso La Stampa, anche qui stessa apertura, lite sul Board of Peace, Costituzione ferite, poi l'attacco di Meloni ai giudici sui migranti accusati di essere politicizzati e di voler boicottare la politica sui migranti del governo, ma si parla anche di sport con Milano Cortina, Italia campione olimpica dell'inserimento a squadre nel pattinaggio. Il trio azzurro dopo la vittoria esulta, vittoria che ha fruttato all'Italia un'altra medaglia d'oro. Vi leggo anche la prima pagina dell'Avvenire perché ha scelto un'apertura totalmente diversa, dedicata ai migranti morti ripescati nel canale di Sicilia. Ben 9 cadaveri recuperati nel Trapanese, altri 4 sulle coste calabresi. Il mare riconsegna le vittime dei naufragi di migranti avvenuti nelle scorse settimane. La foto è davvero dolorosa, il titolo richiama appunto questa pesca umana. Ma veniamo adesso a quella che è la notizia di apertura di quasi tutti i quotidiani, il Board of Peace, questo organismo voluto sostanzialmente da Trump ufficialmente per ricostruire Gaza. Scontro sul Board of Peace, il ministro degli esteri italiano Tajani conferma l'Italia ci sarà ma attaccano le opposizioni. E allora vediamo tra l'altro è intervenuto anche il Vaticano a complicare il quadro, il cardinale Pietro Parolin, che in margine alle celebrazioni dei patti lateranensi ha chiarito che la Santa Sede non siederà a quel tavolo. Ci sono punti che lasciano un po' perplessi e punti critici che avrebbero bisogno di spiegazioni. Parole insomma pesanti. Ma dicevamo che cosa va a fare l'Italia? Ecco qua, la parola chiave è tutta lì: presenza ma non adesione. Partecipazione ma con il freno tirato, ovvero senza la possibilità né di votare all'interno di questo organismo né di intervenire. E tuttavia, mentre la pronuncia la Meloni, non è pure certo che sarà lui a partire, quindi una posizione abbastanza complessa. Vediamo su questa notizia l'analisi di Mario Monti, l'ex premier. Che cosa dice di questo organismo, il Board of Peace? È la quintessenza di Trump, cultura MAGA, che è l'acronimo per la politica, il motto di Trump, Make America Great Again, cultura MAGA, quindi trumpismo contro l'Unione Europea. L'ex premier dice: l'asse tra Meloni e Merz è tutto a vantaggio di Berlino, e questa è l'analisi di questo ex premier. E poi c'è appunto questa notizia che abbiamo già richiamato dalla prima pagina: stracciata in Parlamento la foto di Mattarella, tensione tra Roma e Teheran, la Farnesina convoca l'ambasciatore, un gesto naturalmente clamoroso.
Era la sessione inaugurale del Parlamento di Teheran. Il deputato Zarei è andato anche oltre questo gesto, con offese dirette. Ha detto: l'Europa è la patria del fascismo e del nazismo. Il corrotto Trump ha abbandonato l'Europa, così come ha fatto con l'Iran, è puro e rivoluzionario, ha detto, aggiungendo che strappare quella fotografia era un gesto simbolico per sottolineare la frattura fra l'Iran e l'Occidente. C'erano naturalmente anche tanti altri leader. E poi veniamo ancora alla politica italiana, con il nuovo attacco di Meloni ai giudici: contro di noi toghe politicizzate. Cos'era successo? Che c'era stato un giudice ha messo lo stop per rimpatrio di un uomo con 23 condanne, aggiungendo che lo Stato lo deve risarcire. Vediamo nel dettaglio, appunto la Meloni ha preso di punta un'altra volta i magistrati, l'ha fatto col metodo tipico della comunicazione senza filtri, ovvero i social. L'argomento è di quelli popolari, la sicurezza. Gli italiani, ha detto la Meloni, hanno votato il centrodestra anche per stabilire regole chiare e farle rispettare. Il governo lo sta facendo, e così avanti. E poi c'è l'incendio del teatro Sannazaro a Napoli, si indaga per incendio colposo, sono rimaste solo le mura, evacuati 25 appartamenti intorno a quella che era una storica sala nel centro di Napoli. L'addio a Jesse Jackson, morto a 84 anni, il reverendo nero che marciava con Martin Luther King, protagonista della lotta per i diritti, tentò per 2 volte la scalata alla Casa Bianca tra i democratici. Trump lo elogia, forza della natura. Andiamo avanti ed ecco qui questa vicenda che tiene tutti un po' in fibrillazione. Trovato un cuore nuovo, è l'ultima speranza per salvare il bimbo di 2 anni. Oggi vertice tra esperti per valutare la possibilità di fare un trapianto bis, perché naturalmente è una scelta difficile. Bisogna capire anche, c'è una scelta oltre che medico-sanitaria anche deontologica. Bisogna capire a chi è giusto destinare l'organo, perché è una vicenda tragica ma che pone tanti problemi, e tra l'altro questo bambino non era il primo della lista, c'erano altri bimbi prima di lui. La mamma è stata convocata d'urgenza in ospedale, facendo un passo indietro rispetto a quel cuore ormai inservibile. Che cosa è successo? Il frigo era senza termostato, è stato conservato dunque con ghiaccio secco che l'ha danneggiato. Sanitari non formati a usare i box di nuova generazione. La scelta di non utilizzare appunto i contenitori tecnologici nasce appunto da questo. E poi una opinione di Carlo Pace Montenapoleone, un luminare di cardiologia, dice: i piccoli possono avere grandi capacità di recupero, ma dico no ad un eventuale accanimento terapeutico. Gli chiedono anche sulla possibilità di utilizzare un cuore artificiale, è una strada percorribile, e lui precisa: si tratta di un sistema di assistenza ventricolare chiamato appunto cuore di Berlino, è un'ipotesi ma comporta rischi collaterali, perché impiantare un dispositivo di questo tipo significa intanto incorrere in un alto rischio di infezioni, senza contare gli effetti collaterali di una terapia anticoagulante permanente, e quindi, come avete sentito, scelte sempre molto difficili. Andiamo a questa notizia un po' curiosa, internazionale. Torniamo di nuovo sullo scenario internazionale. Hacker cinesi hanno rubato l'identità a 5.000 agenti della Digos. È stata bucata la rete informatica del Viminale, nel mirino i poliziotti che indagano anche sui dissidenti di Pechino rifugiati in Italia. Spesso appunto le guerre adesso si combattono, sono guerre cosiddette cibernetiche. E poi ne parlava l'Avvenire in prima pagina, questa pesca dolorosa, le mareggiate restituiscono i corpi di 15 migranti. I cadaveri sulle spiagge di Calabria e Sicilia potrebbero aver fatto naufragio durante il ciclone Harry.
Torniamo nel nord, record di incidenti stradali con feriti. Siamo a Genova, anche Genova, accodandosi a tante altre città in Italia, pensiamo soltanto a Bologna prima e poi Roma, sta preparando il limite dei 30 km orari. Il piano del comune toccherà tutti i municipi. Vediamo questa classifica nelle principali città. Incidenti con morti e feriti ogni 1000 abitanti. Genova 8,4 per 1000 abitanti, ha il record, seguita da Firenze, poi c'è Milano, Bologna, Modena, Padova, Olbia, Roma, solo dopo tutte queste città, Trieste, Torino, Prato, poi c'è tra le siciliane Messina, 4,5 incidenti ogni 1000 abitanti, Messina che addirittura viene prima di Napoli, che è considerata una città caotica per eccellenza. E poi leggo questa notizia di cui ci occuperemo tra l'altro anche noi nel telegiornale: i cavalli sono amici, c'è un disegno di legge che prevede che siano animali d'affezione come i cani e i gatti, quindi non si possono mangiare. Al via la riforma in aula. Brambilla, che è una paladina del diritto degli animali, dice stop alla macellazione. Naturalmente questo avrà conseguenze sulla tradizione culinaria di Catania, dove ci sono le strade costellate da bracieri di russe e mancia, e uno dei piatti principali sono appunto le polpette o la fettina di cavalli. Vediamo cosa succederà quindi se passerà questa riforma che prevede che i cavalli, ma anche gli asini, i muli, le zebre, eccetera, siano considerati appunto animali di affezione. E poi una buona notizia per quanto riguarda i cittadini: bollette, bonus di 110 euro alle famiglie fragili, mentre per le imprese si tratta con l'Unione Europea. L'abbiamo già letta, ma ci torniamo velocemente perché sono stati resi noti i testi delle canzoni dei 30 big in gara all'Ariston. Poche sorprese, il lessico è sempre quello base, ritorna molto la parola amore, perché a Sanremo domina la parola amore. In quasi 80 anni ce ne siamo fatti una ragione, solo che è un amore di vecchia data, per la precisione di fine 800, mentre una piccola novità è che con D'Argent Amico l'intelligenza artificiale entra nelle canzoni per la prima volta, e forse questa sarà una delle parole più originali, almeno come parole, di questo Sanremo. Ci fermiamo qui, c'è una pausa e poi torniamo per dare un'occhiata ai quotidiani regionali. Alla seconda parte della nostra rassegna stampa, quella in cui diamo un'occhiata ai quotidiani regionali, ma prima ancora diamo un'occhiata al sito Sicilia Web, notizia in apertura dell'ultima ora di stamattina: mazzette spettacolari, arrestato il deputato regionale Mancuso. L'esponente di Forza Italia avrebbe favorito un'associazione nissena che organizza eventi. Per qui troviamo i funerali di Orazio Russo, l'ex calciatore e dirigente del Catania, salutato da una folla che l'ha accompagnato in Piazza Duomo, ma prima ancora c'era stato il ricordo al Massimino. Torniamo alle prime pagine dei quotidiani, partiamo dal quotidiano di Catania, alla Sicilia. Ars, la riforma degli enti locali a brandelli, ma passa il via libera alle cosiddette quote rosa, il 40% di donne in giunta, voto segreto e faide nella maggioranza, no a terzo mandato e consigliere supplente. E poi, restando sempre sulle notizie regionali, c'è lo studio dello Svimez, dal sud al centro-nord, 70.000 studenti ogni anno, ma vedremo che non ci sono solo loro, ma anche i nonni con le valigie. Vediamo adesso Repubblica Palermo, anche qui parità di genere, ecco la legge, la Sicilia si allinea al resto d'Italia, l'Ars dice di sì dopo oltre 2 anni alla norma che fissa il 40% di donne nelle giunte. Franchi tiratori in azione, il voto segreto affossa invece le altre parti di questa riforma sugli enti locali che prevedevano mandato e consigliere supplente. C'è poi anche qui la fuga di giovani e nonni, ma vedremo l'identikit dei nuovi migranti e le 7 inchieste che hanno travolto la motorizzazione, un'inchiesta continua che sta davvero scoperchiando questa situazione.
sul Giornale di Sicilia, ritroviamo ancora le quote rosa, ancora le patenti nautiche con le mazzette sotto inchiesta e poi il maltempo che ha colpito il capoluogo con raffiche di vento che hanno sferzato per ore la città provocando crolli e disagi. Qui vediamo un albero abbattuto dal vento sulla carreggiata e poi il prefetto che annuncia una rete di interventi allo Zen e fra l'altro trovata anche una casa alla famiglia che è fuggita dopo le minacce. Ricordiamo che l'assessore Ferrandelli ha soggiornato in questa casa proprio in segno di protezione. Gazzetta del Sud, quotidiano di Messina, maltempo, l'emergenza non si placa, la provincia di Messina è stata fra le più colpite. Andiamo nel dettaglio con il dossier di Legambiente che ha parlato a proposito del ciclone Harry di una tragedia annunciata. Un dossier che analizza cause ed effetti e analizza le scelte errate, secondo Legambiente, compiute nei comuni costieri della zona ionica, quindi tra Messina e Catania, nel tentativo di fermare il mare, tra virgolette. In particolare ha parlato anche un esperto sull'erosione delle spiagge, Salvatore Granata, analizzando il territorio appunto fra Giardini Naxos e Scalette a Zanclea è emerso come nel giro di 70 anni il territorio sia profondamente cambiato. I lungomari che prima erano delle passeggiate si sono trasformati in strade prendendo anche un pezzo di spiaggia. Si parla poi anche dell'altissima densità di popolazione che vede in testa il comune di Giardini Naxos e poi di altre due cause, il deficit sedimentario dei fiumi, che vuol dire in parole povere che i fiumi non portano più a mare sedimenti, sabbia e ciottoli, e l'irrigidimento delle coste non più sabbiose ma sempre più cementificate, e questo naturalmente aggrava gli effetti. Effetti che constatiamo giorno dopo giorno. Qua non siamo sulla costa ionica, siamo sulla costa tirrenica, ma l'incubo è in realtà, le onde non trovano più ostacoli, si sono spinte fino a 100 metri dall'isola pedonale, invadendo strade e provocando blackout. La costa senza più difese, ora i cittadini temono per le case, anche a Patti, poco distante, cedono barriere frangiflutti fra la Marina e Mongiove, che sono due località balneari molto rinomate. Andiamo adesso a Niscemi, frana sotto controllo, inizia proprio oggi il recupero nella zona nera. La zona nera è quella più pericolosa nel tratto da zero, cioè dal confine della frana, dal margine, fino a 30 metri. Si tratta naturalmente di interventi complessi rimasti finora in coda, che si avvarranno di robot per non mettere a rischio le persone. Ci sarà una vera e propria piattaforma e una stazione totalmente robotizzata, uno strumento di precisione per rilevazioni continue. E tra l'altro oggi, lo aggiungo io, il Consiglio dei Ministri deciderà sullo stanziamento annunciato dalla Meloni, uno stanziamento di 150 milioni annunciato nella sua seconda visita a sorpresa a Niscemi. E veniamo poi allo studio dello Svimez, che fotografa una Sicilia sempre più abbandonata da giovani, ma non solo, anche dai nonni, una fuga che costa 1,5 miliardi. E ci sono due testimonianze, da una parte un'anziana da Messina a Roma per goderci il nipote, ma si parte anche per curarsi, e dall'altra i giovani, i leader del movimento, quelli che vogliono restare, ce ne siamo occupati. Restare non è impossibile, dice Carmelo Traina, fondatore di un movimento dal basso che ha intrecciato una storia di emigrazione e poi di ritorno. Dice dunque si può restare, ma servono incentivi, insomma, per aiutare i giovani a ritornare nella loro terra. E c'è un'altra storia che andiamo a vedere sulla Sicilia. Cosa dice questo giovane laureato di Catania? In Sicilia non c'è niente, ci tornerò solo da pensionato. Lui è andato a lavorare in Lussemburgo, dove la qualità della vita è molto alta, e se ne è accorto subito. Salari competitivi, ferie pagate, benefit, guadagni il doppio e soprattutto hai prospettive. È ciò che spinge i giovani purtroppo a partire.
Delle quote rosa abbiamo già parlato, andiamo invece a parlare del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. C'è il sì all'accorpamento, Taormina resta operativa. Questo centro di eccellenza verrà accorpato al Policlinico mantenendo però l'attività nella sede attuale. Una battaglia andata avanti col coinvolgimento non solo dei medici ma anche dei genitori di tanti piccoli pazienti, è andata avanti per tanti e tanti mesi. E poi c'è lo scandalo delle patenti nautiche, fino a 1.000 euro per una patente senza o superando gli esami con le risposte date in anticipo o addirittura senza neppure presentarsi. 6 agenzie e 46 persone coinvolte, 1.000 euro a candidato, in molti nemmeno erano chiamati a sostenere gli esami. Ci sono state delle intercettazioni ambientali per condurre queste indagini e le ritroviamo qua sulla Sicilia. I soldi fanno venire la vista ai ciechi, commentava la moglie di Felice Cardinale, un ex funzionario della motorizzazione, a proposito di questa inchiesta, non sapendo di essere intercettata. E poi ancora diceva 1.000 euro per ogni ragazzo, ne fa 4, 5, addirittura 6. Così si fotografa un contesto in cui la sicurezza in mare è stata sacrificata sull'altare del profitto illecito, trasformando uffici pubblici in sportelli di compravendita. Secondo gli inquirenti il circuito di favori a pagamento nell'amministrazione sarebbe stato ben più vasto: carte di circolazione, cambi di destinazione d'uso dei veicoli, collaudi di impianti GPL, immatricolazione di mezzi esteri o dismessi dalle forze dell'ordine in Toscana, Lazio e Trentino Alto Adige. Insomma, c'era un vero e proprio tariffario. A casa dell'ex funzionario, che era già stato arrestato, dentro l'armadio della camera da letto aveva nascosti ben, pensate, 590.000 euro in contanti. Lo avevano inoltre immortalato mentre contava le mazzette nei bagni della sede palermitana, e questo era appunto l'ufficio pubblico. Situazione ancora del maltempo, isole Eolie irraggiungibili da 3 giorni, acqua calda, questa frazione costiera in bilico sulle onde, lungomare di Messina a Villafranca ancora chiuso, quindi il maltempo non si è fermato. E poi la cronaca, erba e hashish in viaggio da Barcellona a Catania, 12 arresti di cui 6 catanesi. C'era questa coppia, aveva scogitato di nascondere la droga nelle cassette di frutta della ditta di un indagato, spruzzavano uno spray nasale per camuffare l'odore dello stupefacente. Abbiamo parlato del maltempo, del ciclone Harry come disastro annunciato. Oltre ai danni portati alle coste, alle abitazioni, alle attività, c'è anche un danno di immagine. La Regione cerca di fare un cambio di rotta, investe sulla RAI 6 milioni per gli spot "Combattiamo l'effetto ciclone", che potrebbe avere spaventato i visitatori. E poi su Palermo un nuovo rinvio per la linea C del tram, il comune al palo sulla mobilità, ma gli ultimi secondi li dedichiamo ai funerali di Orazio Russo, l'ex calciatore ed ex dirigente del Catania, morto 3 giorni fa. Ieri l'addio in cattedrale affollatissima, la figlia Letizia ha letto una lettera lunghissima, letta poi con una forza d'animo straordinaria, che concludeva con questa frase: "Sei il mio eroe". Più che una missiva è stato un discorso confidenziale, dolcissimo, struggente al genitore che non c'è più. 4 minuti di lacrime, ricordi, episodi strettamente familiari, c'era tutta l'essenza della persona. Del calciatore non c'è stato bisogno di parlare tanto, scrive Giovanni Finocchiaro, perché per chi ha indossato la maglia del Catania resta un personaggio pubblico e molto amato, come ce ne sono stati pochi. L'affetto non si misura dalla carriera, dalle presenze in Serie A, ma da quello che si lascia a livello umano, e Orazio Russo ha lasciato davvero una lunga striscia di affetto. Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.